forse non c'è nessuno. Può succedere. Vanno a cercare gli amici. Non credo. Oh, questo collo sta tutto di traverso. Ci faranno raffreddare la pizza. O i ravioli, non so. Ma fa freddo fuori, eh? Attenzione alla tacchetta, si sbaglia qualcosa. Ah, Sì, l'ho visto che gli scienziati lo usano. Questa cosa qui io basta che non parlare, quindi resto d'altezza magari. Buongiorno a tutti gli intervenuti, sia in presenza che da remoto. Un grazie per essere qui ad ascoltare questo nostro pomeriggio dedicato a Ricciotti Garibaldi. Un saluto particolare alla nostra relatrice che si è collegata da remoto, Annita Garibaldi Giallè. Le facciamo un bel applauso. Ciao Annita, tanti amici di Garibaldi e garibaldini sono qui. sono molto lieta di stare con voi, seppur a distanza. Benissimo. Ringraziamo un ringraziamento particolare dalla NVRG alla Presidente dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere, il Professor Mario Pastorino, e alla Presidente della classe di Lettere, sempre dell'Accademia, la Professoressa Maria Stella Rollandi, per aver accolto questa nostra proposta e anche per la generosa ospitalità che ci permette di trasmettere in streaming, e questo non è da poco, per cui un ringraziamento molto sentito. Un ringraziamento anche al Comune di Genova per il patrocinio, come pure all'Istituto del Nastro Azzurro. Nel 2024 è ricorso il primo centenario della morte di Ricciotti Garibaldi, e la nostra associazione non poteva certo mancare di celebrare questo importante e significativo anniversario. E grazie all'impegno proprio della nostra Presidente onoraria Annita Garibaldi Giallè in prima persona, che è nipote di Ricciotti, questo obiettivo si è realizzato con iniziative di alto livello che hanno coinvolto importanti studiosi del nostro risorgimento, che noi siamo soliti dire giovani, ma nel frattempo sono cresciuti, quindi un grazie ad Eva Cecchinato, ad Alberto Malfitano e a Francesco Guida. A loro e a tutti coloro, che sono tanti, che hanno partecipato e hanno contribuito alla realizzazione di tutte le iniziative, va il più sentito ringraziamento della NVRG, sia del noi qui genovesi, sia del Presidente nazionale Valerio Benelli. Un ringraziamento particolare anche alla nostra rivista Camicia Rossa, al suo direttore Sergio Goretti e alla redazione della rivista, e qui abbiamo due esponenti, perché hanno accettato di impegnarsi tutto a titolo volontario, oltre che per la realizzazione dei numeri, che sono una rivista semestrale che speriamo di poter portare a una tiratura maggiore, ma si sono appunto hanno aderito alla proposta di realizzare un quaderno, cioè un numero unico che è stato fatto, dedicato proprio a Ricciotti Garibaldi e alle iniziative più importanti che sono state fatte in Italia, e in particolare a Roma, nella nostra sede al Gianicolo, nel Museo della Repubblica Romana
e della memoria garibaldina, che è a Porta San Pancrazio, dove è la sede nazionale dell'associazione, ma anche dei musei di Caprera, del compendio di Caprera, e soprattutto a Rio Freddo. Rio Freddo, che, come sentirete dai relatori, è un bellissimo posto a 50 km da Roma, al confine tra il Regno delle Due Sicilie e il Papato, e che ha rappresentato molto, come sentiremo poi, per Ricciotti, e anche la famiglia Garibaldi ha rappresentato e ha dato molto a questo comune. Le diverse iniziative hanno avuto che merito? Il merito di ripercorrere la vita. Non ho detto che la curatrice di questo numero unico è Mirtide Gavelli, che è una mia ex collega, in quanto anche lei è stata curatrice del Museo del Risorgimento di Bologna e che adesso fa parte della redazione di Camicia Rossa, e soprattutto si è dedicata a questo numero unico, e tante sono le sue produzioni, e in particolare ha curato come ultimo lavoro un bollettino, il numero unico del bollettino del Museo del Risorgimento di Bologna, dedicato proprio agli anni di Ricciotti nei Balcani, quindi è molto ferrata sull'argomento. Dicevo che queste diverse iniziative hanno avuto il merito di ripercorrere la vita, che non esito a definire assolutamente fuori del comune, almeno e certamente non facile, di questo giovane, che non solo era figlio di due genitori diventati mito, il padre soprattutto ancora vivente, e di cui ha cercato comunque di emulare le gesta, ma che si è trovato anche in un periodo storico di grande trasformazione, quindi anche il modo, le battaglie condotte alla garibaldina in quello che è il Risorgimento che noi conosciamo era molto diverso e difficile, e lui cercherà di incarnare questa tradizione, come sentiremo dai nostri ospiti, e poi ci diranno se ci è riuscito o meno. Ancora una cosa, mi piace sempre ricordare, insieme a Ricciotti, quello che mi ha insegnato anche Annita, dalle parole di Annita. Io ho avuto in lei, Annita Garibaldi Giallè, una grande maestra, a conoscere quindi anche più da vicino, diciamo, i diversi personaggi, e a me ha sempre colpito quella donna straordinaria che secondo me doveva essere Constance Hopcroft, la giovane moglie inglese, che è coraggiosissima, perché si sposa con questo Ricciotti che già insomma aveva dimostrato il suo carattere, e affronta con lui l'emigrazione, vanno in Australia, là hanno dei figli, insomma gli sarà da sostegno morale ma anche materiale nel corso della vita, e avranno 10 figli, ecco, quindi tra cui anche il papà dell'Annita Garibaldi Giallè, che è quel Sante Garibaldi che ha portato, diciamo, la tradizione garibaldina oltre Alpe, ma soprattutto l'ha portata verso in chiave antifascista, e quindi ha mantenuto alti i valori di libertà gli ideali garibaldini. Io adesso volevo ancora aggiungere qualche cosa, senza rubare tempo ai nostri relatori, che sono 3 e che avranno cose molto interessanti da dire. Prima di passare la parola ricordo che nell'occasione del centenario non solo è uscito questo quaderno di Camicia Rossa, ma l'editore Sorba della Maddalena ha ripubblicato con tutti gli aggiornamenti che nel caso erano stati fatti, l'interessante volume intitolato Ricciotti, il Garibaldino irredento, scritto proprio dalla nipote, la professoressa Annita Garibaldi Giallè, che avremo il piacere di ascoltare al termine di questo nostro pomeriggio di studi. Adesso passo la parola a Enzo Baldini, presidente della sezione di Genova Chiavari, intitolata proprio a Sante Garibaldi, anche consigliere nazionale, nella redazione di Camicia Rossa, è instancabile, e poi soprattutto è noto ai più per essere stato un studioso delle dottrine politiche, nonché docente dell'Università di Torino e molto altro, ma io mi fermo qua. Fermi tutti. Bene, no, funziona questo? C'è poca gente.
Perfetto, grazie. E cercherò di dare, non un ritratto, delle linee del personaggio decisamente singolare, poliedrico. Abbiamo adoperato il termine versatile, anzi il più versatile dei figli dell'eroe dei due mondi, che di figli in realtà ne ha avuti solo 4, dico solo rispetto a quelli che avranno i suoi figli e in particolar modo Ricciotti. Una morirà giovanissima, anzi piccolissima, e 2 maschi, e uno di questi è per l'appunto Ricciotti. Voglio incominciare con una cosa genovese. Si impone, no? È d'obbligo, e una cosa in linea con quello di cui stiamo parlando. D'Annunzio, nel suo discorso del 5 maggio 1915, tenuto a Quarto in occasione dell'inaugurazione del Monumento ai 1000 e inteso dai più come dichiarazione di guerra agli imperi centrali, esaltò, cito, l'odore della primavera italica sopra la melma guerreggiata dell'Argonna. Fine della citazione, cioè fa riferimento al fango della battaglia delle Argonne, nella quale erano caduti in difesa della Francia i 2 giovani Garibaldi, Bruno e Costante, entrambi figli di Ricciotti. La loro legione italiana, così venne chiamata, il termine legione garibaldina creava già molti problemi, la loro legione italiana era stata sciolta in Francia il 5 marzo, vale a dire solo 2 mesi prima. Era questo uno dei primi frutti del garibaldinismo intriso di irredentismo e di nazionalismo, fatto proprio anche da Ricciotti negli ultimi anni, nei suoi ultimi anni di vita. Ricciotti lo ha fatto in un difficile percorso personale, e prima però era approdato a posizioni repubblicane e democratiche, persino marcatamente radicali, facendosi paladino della libertà dei popoli e dell'indipendenza delle nazioni, sulla scia degli ideali che avevano animato il padre. Ricciotti Garibaldi fu un personaggio decisamente problematico, oppresso dal fardello del nome che portava, del quale si è però servito abbondantemente. Ebbe un difficile rapporto col padre. Eppure, dopo la morte di questi, si votò a dare nuova vita al garibaldinismo e al volontarismo in camicia rossa. La sua vita avventurosa e le sue scelte sono in ogni caso fondamentali per capire aspetti e percorsi della tradizione garibaldina, e non solo tra 8 e 900. Ultimo dei 4 figli, come vi dicevo, di Anita e Giuseppe, Ricciotti era nato a Montevideo nel 1847. Proprio negli ultimi mesi del periodo trascorso in Sud America dal padre, il quale volle chiamarlo così in onore del frusinate Nicola Ricciotti, giustiziato dai borbonici nel vallone di Rovito con i fratelli Bandiera. Proprio come aveva chiamato Menotti, l'altro figlio, in memoria ovviamente di Ciro Menotti. Ebbe un'infanzia
tormentata, e dire tormentata è dire poco, con inevitabili riflessi sul suo carattere. A 3 anni era sfuggito a Nizza, città natale di Garibaldi, dove viveva ancora la madre, era sfuggito a Nizza al controllo della nonna paterna, alla quale era stato affidato dopo il rientro dei genitori in Europa, ed era finito sotto la ruota di una carrozza che gli aveva quasi tranciato una gamba. L'amputazione fu scongiurata grazie a un delicato intervento chirurgico e a lunghe cure da parte di Agostino Bertani, medico attivo a Genova. Garibaldi lo ringraziò da New York. Lo sottolineo per sottolineare l'assenza di Garibaldi nei confronti del figlio. Era in procinto di partire per il Sud America e da lì per l'Estremo Oriente. A Genova il piccolo fu ospitato dapprima dalla moglie del medico chirurgo che lo aveva letteralmente salvato, che gli aveva salvato non soltanto la gamba ma anche la vita, e poi da Alba Camozzi, moglie di Gabriele Camozzi, altro grande patriota, in questo caso bergamasco, ovviamente residente a Genova, e non a caso non apro questo paragrafo. Un'infanzia resa ancora più problematica dalla perdita della madre Anita, che lo aveva lasciato quasi in fasce a Nizza nel febbraio 1949, era nato esattamente 2 anni prima, per raggiungere il marito nella difesa della Repubblica Romana. Morirà poi, poco dopo, nelle valli di Comacchio in fuga da Roma. E poi il padre, sistematicamente assente e ingombrante, e la repentina morte della nonna, proprio in quel periodo. L'affidamento di Ricciotti a 8 anni di età all'amica paterna, una delle tante di Garibaldi, ma questa è un'amica speciale, un'amicizia che durerà per tutta la vita come autentica amicizia, Emma Roberts, che nel 1855, quando Ricciotti ha 8 anni d'età, lo porta in Inghilterra per ulteriori cure, ne aveva bisogno, e per farlo studiare. E lo mise con suo grande dispiacere, ma con suo vantaggio, in un collegio a Liverpool, dove resterà per 4 anni. Lo colpirà la sontuosa casa dell'elegante West End di Londra, la schiera di domestici e la vita sociale della Robert, upper class inglese, che lo porterà peraltro con sé anche negli anni del collegio, nei suoi viaggi e nelle sue dispendiosissime vacanze estive sulla Manica. Una vita agiata che resterà un miraggio stabile e contribuirà forse a guidarlo nelle sventurate avventure economiche nelle quali userà come biglietto da visita il nome del padre. Sarà molto seguito in quegli anni anche, anzi per tutta la vita, ma da lontano magari, da Jessie White, quella che si meritò la denominazione di Miss Uragano e che partecipò e che si innamorò proprio grazie a Garibaldi, alle vicende italiane risorgimentali, all'Unità d'Italia, che seguirà da vicino attivamente e sulla quale scriverà moltissimo. Il padre di Ricciotti riuscirà finalmente a incontrarlo,
non più di sfuggita, perché qualche volta sia a Londra che altrove il padre lo aveva visitato molto in maniera breve e fugace, quando uscì dal collegio e lo raggiunse a Caprera nel 1861 e aveva 14 anni. Praticamente incontra il padre a 14 anni. Ma lo fa proprio mentre il generale, 1861, era ancora avvolto dalla gloria della spedizione dei 1000. Eppure lo trovò in veste di ostinato agricoltore, non di grande comandante come lo aveva sognato. Inoltre percepì l'ambiente di Caprera, che Garibaldi stava ricostruendo, come troppo minuscolo e soprattutto privo dell'affetto e delle attenzioni nei suoi confronti che lui invece auspicava e per le quali era venuto. Anche Garibaldi, che ormai aveva optato definitivamente per l'isola nel 1855, trasformandola in maniera marcata, rimase deluso dall'introverso Ricciotti, che tra l'altro aveva dimenticato l'italiano e soprattutto, questo era il problema, non accettava nessuna delle prospettive di lavoro che il padre gli offriva o che altri che stavano con lui gli facevano intravedere. Nelle descrizioni numerose del febbrile attivismo che caratterizzava tutti i personaggi di Caprera si legge, cito, Ricciotti solo è dedicato alle matematiche e alla fisica. Tutti gli altri lavorano, lui quando gli va bene, si dedica alla matematica e alla fisica. Certo, a Caprera incontrò personaggi come Bakunin e nel 64 poté accompagnare il padre nel glorioso viaggio di Londra. E però riuscì anche ad amareggiare profondamente il padre, disapprovando con determinazione, a differenza del fratello Menotti, il legame che Garibaldi stava stringendo e anzi aveva ormai stretto con Francesca Armosino. Nel 1869 Garibaldi, questo è significativo, arriverà addirittura a scrivere al presidente del Consiglio italiano, De Pretis, a proposito delle persone da coinvolgere nei progetti di colonizzazione della Sardegna, per i quali progetti erano stati destinati notevoli investimenti e stavano per aprirsi grandi cantieri. Scrive, cito, di Ricciotti non ne dovete fare conto. Egli può occupare un impiego secondario in imprese simili. Molto genio, nessuna volontà di lavorare e capace di dar fondo alle miniere di Potosí, a spendere tutto quello che è suo e anche non suo. Bella presentazione del padre che era stato raggiunto per ricevere affetto e considerazione. La percezione di questo atteggiamento nei propri confronti sarà alla base dei continui sforzi del giovane per conquistare la stima del padre, cercando in particolare di dar prova di valore sotto il suo comando. E questo nella terza guerra d'indipendenza, nella battaglia di Bezzecca, 1866, oltre che a Mentana, nella sfortunata spedizione dell'Agro Romano, e in difesa della Terza Repubblica Francese a Digione, 1870-71, dove fu l'unico, in realtà non proprio lui, ma insomma, fu l'unico a strappare una bandiera ai prussiani per poi consegnarla al padre, che però
non lo nominò generale come aveva appena fatto con l'altro figlio Menotti. Sarà lui stesso ad autoassegnarsi il massimo grado militare quando inizierà le sue avventure di sommo referente della tradizione garibaldina. Il fratello Menotti aveva preferito per sé una vita da deputato e da imprenditore agricolo. Nel 1868 fu finalmente associato da un amico garibaldino, i garibaldini sono sempre il filo conduttore delle sue iniziative e dei suoi contatti, in un'impresa per la costruzione di una rete ferroviaria in Calabria. Ma 2 anni più tardi, proprio qui, lo troviamo coinvolto nella insurrezione di Filadelfia, provincia di Catanzaro. È un avvenimento veramente molto interessante sul quale si sta riflettendo e che sta al centro dell'attenzione degli studiosi ormai in maniera abbastanza approfondita. Con un enorme coinvolgimento di popolo, siamo all'indomani dell'Unità d'Italia, un'unità che è vissuta al sud, ahimè, in maniera deludente dagli abitanti, che ha generato forme di ribellioni le più variegate. Con enorme coinvolgimento di popolo fu infatti proclamata la Repubblica Universale di Filadelfia, una repubblica libertaria, sulla scia dell'Alleanza Repubblicana Universale, ecco i termini, vedete la corrispondenza, ma non soltanto di termini, di Mazzini, capricciata da un garibaldino, Giuseppe Giampà, direttore del giornale La Luce Calabra, più volte censurato e sequestrato per gli attacchi alla monarchia, e da Raffaele Piccoli, combattente nella Repubblica Romana e poi nei Milli, e a capo di una banda armata. Personaggio anche questo straordinario, a capo di una banda mai rassegnato, rifiuta tutti gli incarichi e gli onori che gli derivano, riesce a fuggire a Malta, ritornano, gli hanno tolto la pensione di garibaldino con la quale voleva vivere e pretendeva di averla, e si uccide, si suicida appena rientrato, neanche a casa perché non l'ha più in albergo, in una maniera drammatica, piantandosi un chiodo nella testa. Personaggi, per dire, vi ho parlato di questo per dirvi che insomma stiamo parlando di un mondo di questo genere. Bene, con una breve scaramuccia il movimento fu però immediatamente stroncato dalle truppe del Regio Esercito, che però spararono sulla folla. Solo 2 morti e neanche una decina di feriti. Vi furono però molti arresti. Ricciotti fu imprigionato per qualche settimana nella fortezza di Pizzo Calabro e poi liberato grazie ai festeggiamenti per la nascita di un principino di casa Savoia. Lasciò la Calabria per andare subito a combattere in Francia agli ordini del padre. Finì così senza briganti, attente, una erede di Garibaldi ha parlato di Ricciotti che ha combattuto con i briganti e per i briganti. Lo trovate ancora su YouTube se digitate Ricciotti brigante, e ovviamente la cosa è del tutto priva di fondamento, perché fa riferimento a questo avvenimento che non era attività di brigantaggio. Il brigantaggio era già stato sradicato da qualche tempo. Ecco, rimane il fatto che questo è stato detto in una trasmissione
televisiva piuttosto importante, con l'affermazione: io ho tutti i documenti per poterlo dimostrare. Ma sarà, comunque rimane, ecco, le testimonianze online che ahimè talvolta sarebbe bene cancellarle. Bene, è più che chiaro che in questa rivolta di Filadelfia, o in questa alleanza, in questa Repubblica di Filadelfia, siamo di fronte ad una manifestazione che è legata a dottrine di Bakunin e di Mazzini. Questo è più che chiaro. Nel novembre 1871 Ricciotti visitò a Londra Karl Marx e nella sua casa incontrò Friedrich Engels. Non era un personaggio da poco Ricciotti, quindi poteva frequentare questi personaggi, ma anche di più. Ma questi personaggi avevano bisogno di lui in quel momento. Perché? Ecco, la rottura tra Garibaldi e Mazzini subito dopo Mentana aveva aperto un capitolo meraviglioso per non solo i nemici di Mazzini, ma per coloro che criticavano, come faceva Mazzini, in maniera sistematica l'internazionalismo e le forme di democrazia marxiana, marxista, chiamatela come volete. E vi dicevo, a casa di Marx incontra Engels, che scrive ad un suo amico che sta in Italia, Teodor Cuno, cito, parla di Ricciotti e lo definisce: un giovanotto assai intelligente, molto calmo, ma un soldato più che un pensatore. Il padre non sarebbe stato d'accordo su questo. Vabbè, comunque, più un soldato che un pensatore. Può però diventare assai utile. Mostra nelle sue teorie più buona volontà che chiarezza, proprio come il vecchio, la cui ultima lettera a Petroni, tuttavia, è per noi di un valore infinito. Chi è Petroni? Non è una persona qualsiasi, è il direttore del giornale mazziniano La Roma del Popolo. E quindi Garibaldi scrive ad un mazziniano per prendere le distanze da Mazzini e per prendere le distanze dalle sue posizioni nei confronti della Comune e della Prima Internazionale. Ecco perché Engels può dire per noi di un valore infinito. Nel 1873 di nuovo a Londra, dove ottiene un prestito di 5.000 sterline, per la restituzione del quale impegna con il fratello l'intera isola di Caprera. Solo la moglie, Constance Hopcraft, donna Costanza in Italia, sposata nel 1874, l'anno dopo, riuscirà a moderare alcune sue intemperanze e aggressività, ma già l'anno successivo si rifugiò con lei in Australia per sfuggire ai debiti, restandoci sino al 1881. Qui nacque a Melbourne Giuseppe, declinato per doverosa deferenza in Peppino, primo dei suoi 10 figli, 7 dei quali maschi. Tornato a Roma si impegnò in iniziative economiche e finanziarie spregiudicate e sfortunate, principalmente in ambito edilizio. Fu coinvolto in fallimenti clamorosi e indotto a dimettersi dal Parlamento nel 1890, nel quale era stato eletto appena 3 anni prima. Condannato, obbligato a risiedere fuori Roma, scelse la residenza di Rio Freddo, sede familiare, inizialmente solo vacanziera nella campagna laziale ai confini con l'Abruzzo. Aveva perduto tutto, eccetto la pensione annua di 10.000 lire, che non potevano togliergli, in ogni caso, con nessuna condanna.
spezzò l'isolamento rilanciando lo spirito e gli ideali del padre dopo la morte di questi. Diede infatti vita alla rinascita del garibaldinismo, o meglio, della complessa tradizione garibaldina e dell'internazionalismo in camicia rossa, anche se con propensioni repubblicane molto, e sottolineo molto, radicali. Successe nel 1897, come credo che sentiremo meglio, con l'intervento in difesa della Grecia contro l'impero ottomano, che nonostante la sconfitta dell'esercito greco gli regalò riconoscimenti e fama internazionale. Era la prima chiamata alle armi non più da parte di Garibaldi, ma di un suo discendente, ma fu anche un'occasione emblematica di un incontro e di uno scontro tra diverse culture politiche e di rivendicazione della camicia rossa da parte di repubblicani, socialisti, anarchici, liberal-democratici e gruppi massonici. Grandi cambiamenti nella già composita schiera del volontarismo risorgimentale erano così già in atto e lo saranno sempre di più. Per i 7 figli maschi Ricciotti aveva programmato studi tecnici almeno sino ai 18 anni, seguiti da un apprendistato lavorativo all'estero, fuori Europa, e poi pieno ossequio alla tradizione garibaldina, ma soprattutto rigoroso rispetto dell'unità familiare, sotto la guida del fratello maggiore, Peppino. Un'unità che verrà meno con l'avvento di Mussolini, con l'ultimo figlio Ezio, schieratosi col fascismo, e con Sante, come abbiamo sentito, che invece pagherà duramente nei campi di concentramento tedeschi la sua avversione al nazifascismo. Cercherà di coinvolgere i figli in nuovi interventi armati, ma realizzerà solo una breve e sfortunata campagna di nuovo in Grecia nel 1912. Ormai vecchio e fiaccato dai malanni, morirà nel 1924, 77 anni, si assunse il ruolo di animatore di un fronte interno e di ispiratore dell'azione dei figli, 2 dei quali moriranno, come già vi ho detto, nella battaglia delle Argonne del 1914-15. Per quella campagna tutti i figli erano rientrati dall'America e dall'Africa. Mancava solo Menotti Junior, i nomi si ripetono, che era rimasto bloccato in Cina. Sempre più animato da miraggi irredentisti e nazionalisti, appoggiò D'Annunzio e avrà un atteggiamento sostanzialmente favorevole nei confronti di Mussolini, che ospitò a Caprera nel 1923, delineando una continuità tra camicie rosse e camicie nere. Un percorso esistenziale che mostra in maniera eloquente come l'incalzare di radicali mutamenti abbia reso sempre più arduo restare fedeli agli ideali di Garibaldi, e preannuncia come questi saranno poi ripresi e sostenuti totalmente al di fuori dell'eredità familiare. Grazie. Grazie Enzo per questo tuo bellissimo affresco che hai dato, e appunto il suo ambivalente rapporto con il fascismo, Tra l'altro nonostante il giudizio molto severo che nei suoi confronti nel 1912 aveva dato Mussolini, scrivendolo, che quindi insomma diceva questa stagione è finita, ma era anche un discorso sprezzante che mi sembra tra l'altro che sia riportato esattamente nel quaderno. E dice: per Mussolini le camicie rosse come personaggi donchisciotteschi suscitavano l'irresistibile ilarità di chi legge, un senso di quasi benevola compassione. Ogni epopea, scriveva Mussolini, si inquadra in un determinato ciclo storico, non si può né si deve a nostro avviso perpetuarla con una specie di incubazione artificiale. Come la cavalleria medievale, anche la camicia rossa ha avuto il suo tempo. Così non è possibile plagiare il garibaldismo
garibaldinismo, riprodurlo in un'edizione riveduta e corretta ad uso e consumo degli eroi, a scartamento molto ridotto dell'Italia contemporanea. E poi finiva con un giudizio ancora più tranchant. Il garibaldinismo odierno, che non può reggere assolutamente al paragone con l'altro, ci annega nell'animo ogni entusiasmo, ci aduggia come una profanazione, ci fastidia come un arcaismo pleonastico. Garibaldi non torna più, gli epigoni non sono degni di lui, finiscono nella caricatura. Perché continuare ciò che non è continuabile? Queste le parole di Mussolini. E se 1912 le scrive sull'Avanti, mi sembra. Adesso, proprio per parlare, valeva la pena di continuare questa tradizione garibaldina o meno, lo sentiremo dalle parole di Mirti De Gavelli. Spento, sì, te l'ho acceso. Spero. La distanza, vediamo la distanza, va bene? Si sente perché... Ok. No, già, perché tu sei troppo alto rispetto a me. Allora, già tante cose sono state dette e io cercherò di fare un po' il punto su questo discorso della quella che è stata chiamata in diversi saggi, in diversi testi, la camicia rossa contesa, ovvero la ripresa della tradizione garibaldina dopo Garibaldi, cioè dopo il ritiro dal campo di battaglia per ovvi motivi, per motivi di età ma anche per motivi di salute di Giuseppe Garibaldi, e poi la sua morte nel 1882. E qualcosa appunto è già stato accennato. Vorrei però partire da una citazione colta, poi vi dico di chi. Nei tempi omerici della Grecia, intorno ai roghi degli eroi si aggiravano i compagni d'arme di patria, gettando alle fiamme quelle cose che ciascuno aveva più care. Alcuni sacrificavano anche i cavalli, altri gli schiavi e fino se stessi. Io non chieggo tanto agli italiani, io voglio che i partiti vivano perché sono la ragione della libertà. Ma vorrei che i partiti, dal monarchico quale vantasi alleato Giuseppe Garibaldi, al socialista che da lui si crede iniziato e abilitato, intorno alla pira che fumerà sul mare gittassero non le cose più care, ma tutto quello che hanno di più tristo. Così noi potremmo sperare che nei giorni dei pericoli e delle prove, e sono per avventura prossimi e grandi, l'ombra del generale torni cavalcando alla fronte dei nostri eserciti e ci guidi ancora alla vittoria e alla gloria. Allora, queste parole molto pomposine sono di Giosuè Carducci, che le pronunciò 2 giorni dopo la morte di Garibaldi, quindi il 4 giugno del 1882 al Teatro Duse di Bologna, in occasione di una commemorazione pubblica per la morte del generale. Quindi fin da subito, dal momento della morte di Giuseppe Garibaldi, viene posto proprio a livello pubblico questa idea di lui è morto, lo celebriamo, lo ricordiamo, ma la tradizione può essere continuata e dobbiamo vedere come verrà continuata e come proseguirà. E questo è proprio il problema che si porrà fin da subito. Ricciotti sarà uno dei protagonisti di questo momento storico, ma sarà anche quello che verrà molto contestato, perché da una parte il mondo garibaldino era un mondo molto molto variegato, come hai già accennato, c'erano all'interno anime profondamente diverse le une dalle altre, i mazziniani, il Cotè repubblicano che era molto intransigente ma che si presentava tutte le volte che ce n'era bisogno, dall'altra parte, soprattutto dopo l'esperienza della campagna dei Vosgi del 1870-71,
e soprattutto dopo l'esperienza della Comune di Parigi, alla quale, marzo 1871, alla quale diversi appartenenti alle truppe garibaldine che erano state in Francia presero parte, quindi non tutti rientrarono subito, ma si fermarono a cercare di difendere ancora quello che si poteva difendere. Ecco, questa parte qui, quando rientrò in Italia, la ritroviamo nelle carte degli archivi, nei racconti, in tante testimonianze, spostata sempre più in quella che si sarebbe detto poi verso sinistra, cioè nel mondo internazionalista e anarchico addirittura. Quindi una separazione molto molto profonda tra anime diverse, che però quando qualcuno chiamava a raccolta per andare a difendere qualche causa garibaldina alla quale era possibile mettere questa etichetta, in qualche modo si ritrovavano insieme, discutendo pesantemente l'un con l'altro, ma si ritrovavano. Quindi un'eredità. Quindi il mondo garibaldino era questo, e poi era molto più complesso, ma insomma semplificando molto. Poi c'era anche l'eredità familiare. Come hai accennato, Menotti, il primogenito di Giuseppe e Anita, ben presto si mette da parte, cioè abbandona il mondo combattentistico e si dedica più alla politica e alle sue terre, alle terre che si mise a gestire sempre in Lazio, mi pare, Carano, Garibaldi, sono queste tenute che esistono ancora adesso, e infatti quindi si occupò di tante altre cose, e poi morì anche molto prima rispetto a Ricciotti, all'inizio del Novecento, nel 1903, esatto. E dall'altra parte invece Ricciotti fu quello che un po' per tutti era forse un po' più turbolento come carattere, poi si ritrovò con tutti questi problemi economici, diciamo che non era proprio il dono del bravo economo e imprenditore, forse non ce l'aveva, aveva altre qualità, e ebbe la fortuna, è stato accennato, ma ebbe la grande fortuna sposare Constance Hopcroft, che divenne per lui veramente un'ancora di salvezza e colei che tenne la barra dritta in tante occasioni. Comunque Ricciotti si ritrovò quindi un po' il campo libero per continuare questa tradizione invece sul lato familiare. Non tutti nel mondo garibaldino erano d'accordo sul fatto che un discendente diretto della famiglia fosse necessariamente l'interprete e colui che avrebbe portato avanti la tradizione garibaldina. Dice, non è necessario che sia uno di sangue di Garibaldi a portare avanti questi principi, può essere chiunque però risponda a certe caratteristiche, abbia certe capacità. Lo contestarono in certe occasioni anche dei fidatissimi garibaldini doc come Alberto Mario, come Bertani, come Crispi, cioè persone che comunque erano state molto vicine a Giuseppe Garibaldi, ma non vedevano tutto sommato in suo figlio colui che necessariamente avrebbe dovuto prendere in mano questa tradizione che ritorna nelle sue mani in qualche modo alla fine del secolo, nel 1897, con la spedizione in Grecia, ma non dimentichiamo che che negli anni di mezzo, tra metà degli anni 70, poi la morte di Giuseppe Garibaldi e la spedizione di Grecia del 97, piccoli gruppi di garibaldini fai da te, cioè organizzati in proprio, parteciparono in giro per il mondo a episodi di insurrezioni, lotte per la libertà, eccetera. Dovunque
spuntava l'idea di poter combattere per la libertà, c'era qualcuno che prendeva la propria camicia rossa, si imbarcava e andava. Quindi forse anche per questo diciamo, vabbè, non c'è uno della famiglia Garibaldi, ma ci siamo noi che possiamo portare avanti queste idee. Poi con il 1897 invece torna proprio sulla scena in prima persona Ricciotti. Viene contestato anche in quell'occasione lì, perché la spedizione di Grecia ha diverse anime, io non ne parlerò più di tanto, è stato accennato, non sono stata la curatrice, io sono stata l'anima nera di questo bollettino, è il bollettino del Museo del Risorgimento, di Bologna, per il quale ho lavorato fino a pochi mesi fa. Il titolo è Da Candia a Domokos, itinerari garibaldini e sovversivi alla guerra greco-turca del 1897, ma è stato, vedete che sono 524 pagine, perché le ho tagliate. I due giovani ricercatori che hanno fatto questo lavoro, ne avrebbero fatto anche 1500, hanno fatto un lavoro meraviglioso su archivi di tutti i tipi e hanno fatto anche hanno approfondito questo discorso dell'anima garibaldina e della volontà da una parte di Ricciotti e dall'altra parte di tanti altri, tra gli altri Amilcare Cipriani, tanto per ricordare il mondo anarchico internazionalista, quindi proprio anime profondamente diverse che si ritrovarono comunque in parallelo in queste vicende. Quindi una tradizione contesa della quale parla per esempio anche Peppino Garibaldi, Giuseppe, ma giustamente per differenziarlo dal nonno lo chiamavano così, il figlio primogenito di Ricciotti, che visse quasi sempre all'estero, fu coinvolto nelle vicende messicane, cubane, quindi proprio in zone del mondo piuttosto remote, ma sempre per combattere per principi, per qualcosa. Anche lui dal punto di vista di imprenditoria economica non fu proprio grandissimo, ecco, diciamo così, se la cavava meglio sul versante militare. Nelle sue memorie che pubblicò in inglese, fra l'altro, perché vivendo sempre all'estero questi giovani avevano una familiarità con altre lingue notevole, ricorda proprio ricorda questi momenti, ma rivendica comunque per la sua famiglia il fatto di dovere mantenere un ruolo importante nel mondo garibaldino. Per esempio nelle sue memorie scrive a proposito della seconda spedizione di Grecia, quella del 1912, e della spedizione delle Argonne, quindi della campagna di Francia, quando l'Italia ancora non era entrata in guerra, quindi tecnicamente non avrebbero potuto, perché la legione italiana faceva parte della legione straniera francese, perché non li volevano come corpo garibaldino volontario, come hai giustamente ricordato, ma non li volevano neanche inquadrare nei corpi francesi, quindi gli diedero un ruolo, un nome un pochino particolare. Dopo tutte queste vicende, Peppino Garibaldi ricorda, lo leggo in italiano perché magari la mia pronuncia inglese non sarà meravigliosa: dalla Cina, dall'Egitto, da Cuba, dagli Stati Uniti, dall'Italia arrivarono 7 Garibaldi. Per seguire e offrire la loro spada alla Francia. Furono poi 6, perché appunto uno non ce la fece, non riuscì ad arrivare in tempo, era partito dalla Cina ma non riuscì ad arrivare in tempo.
per offrire la propria spada alla Francia. 2 lasciarono lì la loro vita. Such is the tradition, questa è la tradizione. Quindi lui ci tiene a dire: noi comunque come famiglia siamo i rappresentanti della tradizione garibaldina, lo afferma sempre e comunque. E non sarà comunque l'unico a riconoscere al mondo, alla famiglia di Garibaldi un ruolo importante. Per esempio Aldo Spallicci, non a caso mio conterraneo, visto che era forlivese come me, era di campagna, ma insomma diciamo che di Santa Maria Nuova, che è una frazione poco lontana da Forlì, e che fu anche presidente della NVRG negli anni 50, era un medico mazziniano, volontario nella prima guerra mondiale, quindi un personaggio molto importante, a chi dava per morta e sepolta la tradizione garibaldina dopo Drisco, quindi dopo il 1912, rispondeva difendendo l'operato di Ricciotti, lo difendeva comunque dicendo che l'idea non muore per vanità di parole, dice uno può dire tante cose strane, ma vabbè. Giuseppe Garibaldi il Grande dette per primo l'esempio del garibaldinismo errante correndo a Digione. Ricciotti ha raccolto il filo della tradizione e scrive accanto a Digione, dove era presente appunto giovanissimo, i nomi di Domokos e Drisco. Se il sogno nazionale della giovane Italia potrà trovare il suo degno coronamento a Trieste, qui siamo già nell'ottica della Prima Guerra Mondiale, il grande sogno umano della giovane Europa troverà nell'affrancamento di tutte le patrie il suo compimento. Quando nessuna terra sarà calcata da piede invasore, quando le bandiere di tutti i popoli brilleranno affratellate nel sole, allora sarà ben giunta l'ora di richiudere la camicia rossa nei santi musei delle memorie. Questa era la visione poetica, onirica, purtroppo non mai confermata, di quella che di molti. Spallicci lo esprimeva in modo poetico, ma lo esprimeva. E dall'altra parte anche un personaggio come Camillo Marabini, sempre a proposito di epoca inizio Novecento, scriveva invece: povera camicia rossa, ti copriremo ben bene con il cappotto perché non ti vedano. In Francia, cioè la Prima Guerra Mondiale, lo sottolineavano tutti, non era più una guerra ottocentesca, non potevi andare lì con la camicia rossa. I francesi avevano i pantaloni rossi nei primi mesi di guerra e li falcidiavano, nel giro di pochi mesi gli cambiarono l'uniforme perché era troppo visibile, era talmente cambiato il modo di combattere che non era più possibile andare in questo modo. Gli italiani della legione italiana avevano la camicia rossa molto spesso sotto la giacca blu. Era pieno inverno, quindi ci stava anche, poteva servire anche a stare più caldi. Dice: ti copriremo ben bene con il cappotto perché non ti vedano, poi corsi a casa, troveremo per te un cantuccio in fondo a ogni nostro cassettone e te cercheremo nelle ore dello sconforto. Povera camicia rossa, non più il bel sole sfolgorante, il frastuono della mischia, non più il sorriso rapido del cannone, non il battito di una grande ora che passa. Ora indosseremo gli abiti alla moda, i colletti duri, ci impomateremo i capelli, ci guarderemo allo specchio, vivremo delle piccole cose, dei piccini rancori, delle mille miserie della vita. Il sogno è finito, sfumato, lui scrive nel 1912, all'epoca di Drisco. A Brindisi ci attenderanno i poliziotti, i doganieri. Brindisi era il porto d'imbarco per andare in Grecia, dove molto spesso venivano fermati. Questi ci frugheranno nelle valigie, quelli nel cervello, i poliziotti. Compagni, noi che non piangemmo i nostri morti, noi che sereni, quasi cinici, lo sguardo in alto, come abbacinati, traversammo perigli che più non soffriremo, forse, nella vita, piangiamo ora che l'ultima illusione della nostra giovinezza ci abbandona. La vita ci riafferra prepotente con i suoi 1000 tentacoli e ci ricarica delle sue 100 inesorabili catene. Il nostro irraggiungibile sogno ribelle, la nostra chimera garibaldina, è più disilluso,
deluso, meno convinto, però la chimera garibaldina rimane anche per lui un faro importante. Quindi arrivati al 1912-14, chi era colui che deteneva la memoria, la tradizione? C'erano i nipoti di Garibaldi, c'erano gli altri che comunque durante la prima guerra mondiale, se volevano, potevano essere arruolati nella compagnia, nel 51esimo reggimento fanteria, che era una sorta di erede dei cacciatori delle Alpi. Che non sia morta con la prima guerra mondiale, benché Mussolini in effetti ne parlasse piuttosto male, lo si può affermare ricordando come poi nel 1936 in Spagna ci furono epigoni di queste cose a combattere, chiamandosi comunque richiamandosi alla memoria garibaldina, e come nella seconda guerra mondiale, nella Resistenza, ci furono le brigate Garibaldi. Quindi una memoria che, al di là delle beghe tra discendenti di sangue, discendenti di memorie, di idee, rimarrà molto molto viva fino sicuramente al 1943-45. Io chiuderei qui. Grazie. Grazie a Mirti De Gavelli. E in effetti qui mi dai l'occasione per richiamare quello che è quali sono le finalità e anche il nome stesso della nostra associazione, perché Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini, per distinguere appunto i veterani delle patrie battaglie e invece i soldati reduci dal Montenegro che dopo l'8 settembre nel nome di Garibaldi, due divisioni, in particolare la divisione taurinense degli Alpini e la divisione Venezia di fanteria, nel nome di Garibaldi, dall'ultimo generale, dal più alto in grado all'ultimo soldato, decisero di fondare, dar vita alla divisione italiana partigiana Garibaldi, e quindi accanto alle stellette mettere il simbolo garibaldino. È per questo che la nostra associazione, e che in questa nuova versione Veterani e Reduci Garibaldini, compie gli 80 anni quest'anno, quindi anche per la nostra associazione è un anno molto importante e significativo. Ora passiamo la parola ad Annita Garibaldi Jallet, da cui non serve la presentazione, e che appunto avrà tante cose da dire, anche perché diciamo è toccata molto personalmente, sia dal punto di vista storico, perché lei è stata anche docente di materie giuridiche all'Università di Bordeaux, ma soprattutto come discendente, e che secondo me porta ancora avanti proprio, ha sempre portato questa tradizione garibaldina avanti e la sta trasmettendo a tutti noi. Sì. Tra l'altro io posso, l'abbiamo tenuta troppo, ne approfitto per dire qualcosa, nel senso, morirà nel 1924 e comunque diciamo ci fu sempre freddezza da parte di Mussolini nei confronti di Ricciotti, che non venne mai meno, tant'è vero che i solenni funerali a Roma però non videro la presenza di autorità governative di fascisti. C'era gli alti gradi militari, fu fatto con tutti gli onori, con tante bandiere eccetera, ma non con la presenza. E un'altra cosa che mi riferisco a quello che tu dicevi, importante, del rapporto con questi genitori, di cui la madre oltretutto, diciamo che Ricciotti a poco meno di un anno parte da Montevideo con la madre, si imbarca, e gli altri due fratellini, perché una era morta, e arriva a Genova
immaginiamo in quali condizioni il viaggio, e sbarca proprio il 3 marzo del 1848. Poi andranno l'8 marzo o l'11, mi sembra l'11, partono verso Nizza e lì il padre li raggiungerà a giugno, e anche qui il grande Garibaldi, che arriva con altri 63 della legione uruguaiana. La legione italiana cosa fa? Ha anche la sensibilità di portare con sé i resti della bambina che era morta ed era stata sepolta a Montevideo. Quindi Garibaldi tenta di avere questo rapporto con i figli, probabilmente con qualcuno poi non ci si riesce. La mamma in realtà arriva a Nizza, Anita, e lei ha quest'indole guerriera e mal si adatta a quella vita di famiglia con la suocera e a dover fare la donna di casa. Infatti ben presto raggiunge, ed è bellissimo leggere appunto delle sue quando cammina a cavallo, percorre l'Italia ben 2 volte e poi lo raggiunge a Roma e poi a Rieti, dove nel frattempo avrà un'altra, cioè ci sarà un'altra gravidanza incipiente. Infatti Anita poi morirà incinta, e abbiamo ricordato che Ricciotti fu l'ultimo figlio del primo matrimonio di Garibaldi con Anita, e questo rapporto con forse così inesistente in realtà che ha avuto Ricciotti con la figlia, con la moglie e la madre, scusate, potrebbe anche essere una delle motivazioni per cui finché Ricciotti è vivo in realtà un monumento ad Anita non viene fatto. Viene fatto soltanto nel 32, quello che conosciamo adesso al Gianicolo, che lo fa Rutelli, e tra l'altro anche lì il regime poi gli fa cambiare anche il tipo di monumento, perché il progetto di Mario Rutelli è con le 2 pistole e invece le mettono poi in braccio un bambino che probabilmente, cioè che senz'altro è Menotti, perché lei veramente andò in battaglia. Mia madre combattente. Sì. C'era chi pensava invece le 2 pistole funzionali ad uccidere certo il nemico, ma anche le nemiche, cioè coloro che insidiavano il marito. Sì, perché c'era anche questo aspetto, e in effetti diciamo che in quell'occasione nel 32 la salma di Anita, che nel frattempo era stata portata nel 59 mi sembra a Nizza per ricongiungerla agli altri parenti di Garibaldi, in realtà poi prima di raggiungere a Roma dove avrebbe dovuto essere sepolta al Verano, stette per qualche mese qui nel Pantheon del cimitero di Staglieno, e poi arrivò a Roma e fu in realtà proprio sepolta alla base di questo monumento, che è stato restaurato proprio quest'anno. L'hanno inaugurato un paio di mesi fa e quindi è ritornato nel suo splendore. Speriamo nel frattempo che si siano risolti i problemi. Ecco, ci siamo. Ecco. Piacevole. Bisogna togliere la locandina. Sì. Ma hanno parlato tutti, a che punto siamo? Sì, ti ho presentato e stavo... Ciao Anita. Ciao cara, ma io non ho sentito niente di quello che avete detto. Ah, dunque. Comunque, gli interventi sono stati quelli di Enzo, che ha fatto un excursus. No, non ha sentito non hai sentito gli ultimi 5 minuti? Niente, ho sentito il tuo e poi si è chiuso tutto. Ecco, allora ti dico, Enzo ha fatto un excursus dove ha parlato... Parla più forte per favore, ti sento male.
ha fatto un excursus di tutta la vita e anche gli ideali, le idee e le Non sento attività. niente. Raffaella, parla più forte, vicino al microfono. Più vicino di così mi è impossibile. E Mi non so che dispiace. dirti, non si sente. Allora, dite, parla tu. Parla tu perché ci sentiamo benissimo, di quello che vuoi. Raffaella, come stai di salute? Tutto bene? Sì, grazie, parla tu di, Ecco, di, sì. di Ricciotti Allora, senti, vuoi Garibaldi. regolare il suono? Perché io non sento niente e non ho sentito niente delle relazioni. Ne sono mortificata. Mi dai il telefono? Non capisco cosa è successo. Mi senti? Sì? Perfetto, allora puoi parlare. Dunque, Enzo ha fatto un excursus di tutta la vita degli ideali e delle idee di Ricciotti Garibaldi. Sì. E quindi noi abbiamo detto tutto quello che sappiamo. E Mirtide ha parlato della tradizione garibaldina e di come l'ha interpretata Ricciotti. Sì. E allora adesso a te toccherà... le conclusioni come storica, quale tu sei, ma anche quale discendente. Sì, ma io pensavo in realtà di parlare dei suoi rapporti con le sue donne, diciamo così, no? Perfetto. Ma allora dimmi quando comincio perché sono completamente Inizia perso. subito, siamo qui che ti attendiamo, pendiamo dalle tue labbra. Oddio mio, non esagerare adesso che mi C'è un metti... folto pubblico. Allora, come posso fare? Su che cosa devo cliccare? No, tu non cliccare niente, devi solo parlare. Ti sentiamo forte e chiara e ti vediamo. Oddio, allora devo fare sul serio. Grazie. Buonasera a tutti. Non ho sentito assolutamente niente di quello che è stato detto dal professor Baldini in giù e dunque vado così all'avventura. Non rinnovo i ringraziamenti perché sono stati fatti dalla nostra past president Raffaella Ponte, non mi attardo sulle cose che immagino sono state dette. Io avevo in verità idea di parlarvi del rapporto di Ricciotti Garibaldi con le donne, ma non aspettatevi a qualcosa di molto particolare o divertente, in realtà fanno parte di una biografia di un uomo che, come è stato detto, credo, ha avuto con la vita un rapporto difficile e anche dei momenti estremamente fortunati. Per andare un po' con la cronologia, dirò che la grande mancanza è stata evidentemente quella della madre, Anita, poi ha incontrato l'affetto della signora Deideri, gli amici nizzardi di Garibaldi che hanno accolto lui e la sorella Teresita, la nonna Rosa che però è mancata troppo presto e in occasione del dramma che ha colpito la sua vita con il disastro di una gamba di cui credo vi è stato già detto, l'affetto della signora Bertani, sì, proprio di quel Bertani, il Garibaldini, il chirurgo che era giovanissimo all'epoca, che ha fatto, credo, una dei primi interventi sulla ricucitura di un osso, è riuscito a farlo, però la gamba è rimasta piegata e malmessa per tutta la vita. Però, come aveva chiesto il padre, chiamato d'urgenza, che si trovava sul Pacifico, la gamba è stata salvata e il povero Ricciotti comunque ha potuto camminare in gioventù senza stampella e con l'età maggiore con una stampella. Poi c'è nella sua vita, come dimostra l'epistolario, una Angelina. Questa Angelina è una fidanzata accettata benissimo da Garibaldi, anzi affettuosamente, che gli era stata in qualche modo trovata da Fazzari, che si occupava sempre di tutto e di tutti, e la cosa sembrava che andasse bene. Poi invece Ricciotti è andato in Inghilterra e qui c'è andato per una delle donne importanti, prima donna importante della sua vita, che non è una ragazza, è Emma Roberts, la sedicente fidanzata di Giuseppe Garibaldi,
che non sentendosi proprio trattata da fidanzata ma da fidata amica dal generale, decide anche gentilmente di prendere vicino a sé il piccolo Ricciotti perché lui ha bisogno di cure ortopediche. Lo accoglie a casa sua e ha all'epoca come giovane segretaria, poi sarà tutt'altro, la Jessie White, che sarà la grande giornalista che sappiamo e sicuramente una delle donne che più amerà in senso amichevole, affettuoso, il buon Ricciotti. Non tanto buono il Ricciotti del resto, perché quando arriva il generale Garibaldi, suo padre, a Londra per visitare anche la sua fidanzata, trova che questo ragazzo cresce troppo nel lusso, nell'agiatezza, eccetera, e lo separa non tanto di Emma Roberts, che deve essere un po' difficile per lui considerare come, diciamo, madre, ma dalla carissima, che ama moltissimo, Jessie White, e lo manda in un collegio a Liverpool. Povero ragazzo sballottato qui e là, e le cose non gli vanno bene. Quando torna alla Maddalena nel 54, avendo finito i suoi studi, più o meno, eccolo che potrebbe andare in artiglieria in Inghilterra, ma non ci pensa proprio, trova le due donne che meno amò nella sua vita, cioè Francesca Armosino, che è la nuova compagna di Garibaldi e che ha la sua età praticamente, la quale è già madre e troverà poi tutto lungo la sua vita la presenza di Clelia, la figlia di Francesca e di Garibaldi, con la quale naturalmente non potrà mai avere buoni rapporti. Dunque queste sono le donne difficili. Si aspetta a trovare la sorella Teresita, alla quale ha voluto bene, e la trova sposata e già mamma, sicché il rapporto non è evidentemente più lo stesso. Dunque, in gioventù il rapporto con gli affetti femminili che può avere avuto non sono semplici e non compensano sicuramente l'assenza della madre. Cosa succede a questo punto? Succede che lui va in Inghilterra incaricato dal padre di trovare dei fondi per le future campagne e incontra una ragazza straordinaria, meravigliosa, in sé e poi in funzione di quello che sarà per Ricciotti, cioè la futura moglie Constance Hopcroft, Harriet Constance Hopcroft. Allora, ho cercato di capire come è avvenuto questo incontro, in realtà non se ne sa niente, ma ci possono essere varie circostanze. Il padre lavora in alcune attività che possono interessare anche Ricciotti sotto certi aspetti. Può essere Jessie White che conosce la famiglia, ci possono essere varie circostanze. Comunque può essere Emma Roberts o la stessa Jessie White che ha cercato una compagna per Ricciotti che possa aiutarlo a vivere, levarlo via dalla sua solitudine e dalla sua incostanza su tutto, e invece lui incontra appunto una costanza che è proprio quello che gli va bene e si sposano, ma si sposano nella chiesa di St. Paul alla Chetichella, perché lui ha ormai una scelta: o va in prigione per debiti o se ne va in emigrazione in Australia. La scelta naturalmente è abbastanza semplice: il matrimonio, come dicevo, alla Chetichella, e forse anche perché immagino in queste circostanze la famiglia Hopcroft forse non sia così tanto favorevole a questo matrimonio. I due giovani se ne vanno, affrontano il lungo viaggio. Ricordo che sono l'inizio del canale di Suez, dunque in fondo per dei giovani che se ne vanno all'avventura può essere anche bello, non lo è molto perché in quella circostanza Costanza perde un primo bambino che aveva appena cominciato ad aspettare, ma arrivano a Melbourne e lì cominciano una nuova vita. Cosa succede? Succede che Ricciotti ha dei grandi progetti, potrebbe inserirsi nell'emigrazione italiana apprezzata
in Australia, gli offrono un incarico di funzionario, ha una bella casa su Giara, che è un quartiere elegante, eccetera, ma lui non vuol fare il funzionario pseudo-inglese, diciamo, la lingua inglese in fondo è la sua prima o seconda lingua, è quella di Costanza, potrebbe avvicinarsi alla Chiesa metodista che offre delle buone relazioni, niente di niente, lui si gioca questa partita male e ne ho parlato abbastanza a lungo nella mia biografia di Ricciotti, perché credo che sia stato un momento determinante nella sua vita. Insomma, alla fine, ormai ricchi di 3 figli e un quarto in arrivo, la coppia decide di tornare in Italia. Per dimostrare quanto questo sia difficile e quanto stia penando Costanza in questa situazione, bisogna dire che per poter tornare devono vendere la spada che la Francia ha dato dopo la guerra del 70 al buon Ricciotti e in effetti la vendono, ma Costanza veglia sul anche il futuro del suo casato e attraverso un'amicizia inglese fa ricomprare questa spada che poi regalerà al marito. Devo dire che ci vuole una bella Costanza in effetti, no? Allora arrivano in Italia e vanno da Garibaldi che accoglie affettuosamente questa famiglia e nasce il figlio Ricciotti Junior. Bisogna anche dire una cosa, che Ricciotti è stato fortunato nella sua paternità perché ha avuto una famiglia per lui, diciamo, in qualche modo esemplare, anche per la moglie. Le 2 prime nate, sopravvissute alla prima infanzia, Costanzo Rosa, detta Rosa, e Anita Italia, detta Italia, sono le 2 prime. E queste 2 figlie, un po' secondo la tradizione dell'epoca e con un egoismo fantastico dei genitori, saranno da sempre pensate come l'appoggio della madre, della famiglia, del padre, eccetera, cioè nasceranno con un destino predeterminato. E quello che un po' sorprende è che se per Ricciotti questo poteva sembrare una cosa senza tanta importanza, che la madre in effetti abbia questa durezza, questa severità, però lei ha così tanti problemi che questo forse non lo vede o non lo vede bene. Poi, in questa nidiata di figli che Costanza dà, ne mette al mondo 13 in verità, ma ne rimangono 10, c'è dopo queste 2 figlie una serie di 7 maschi. E questa è una grande cosa per Ricciotti, perché vede già un esercito comandato da 7 giovani prestanti, del resto, Garibaldi, i suoi figli, che educherà in questo senso. Fa un po' di effetto leggere tra una carta e l'altra che quando questi ragazzi escono dalle scuole romane, le scuole metodiste nelle quali crescono, grazie del resto allo zio Menotti che dà una mano, questi ragazzi d'estate a Rio Freddo vestono tutti in camicia rossa. O diavolo, speriamo non di lana, insomma. Ecco, sono ragazzi anche loro orientati da questa parte. Poi c'è un'altra cosa che si verificherà più tardi. L'ultima della nidiata, dopo i 7 maschi, è una femmina, una bambina, che verrà chiamata, uno scatto di immaginazione, Giuseppina. Giuseppina ha 20 anni praticamente, grosso modo, meno delle sorelle maggiori. Crescerà con la madre e con le sorelle maggiori e il problema di questa donna Garibaldi è che si accorgerà presto che le sorelle la considerano un po' come una figlia, una loro bambina, e conteranno, che è passata quasi una generazione, che lei sarà poi quello che si chiama in famiglia e altrove il bastone della loro vecchiaia, quando loro 2 saranno stato il bastone della vecchiaia dei loro genitori.
Allora, tutti questi doveri accumulati sono una cosa veramente crudele, un po' dai tempi naturalmente, però in questo caso veramente severo, perché non ci sono molte disposizioni economiche e si vive male a Rio Freddo, come diremo poi se ho tempo. Dunque Giuseppina capirà prestissimo che deve trovare una soluzione, la troverà forse anche con l'aiuto del fratello più vicino a lei come età, Ezio, che la porterà con sé, come se niente fosse, in un'attività che ha in Francia, e lì incontrerà un imprenditore italo-americano, Giuseppe Zilucca, che è bella famiglia romana, che porterà con sé, sposerà e porterà con sé Giuseppina in America, dove avrà una vita molto più felice di quello che l'aspettava in Italia, e ci metterà molto tempo a perdonare ai genitori, alla fine lo farà, ma sempre rimanendo a grande distanza, specialmente suo marito, che si era presentato per chiedere la madre alla mano di Giuseppina, ma era stato naturalmente prestamente rifiutato. Anche Rosa veramente aveva avuto una domanda in matrimonio, ma si trattava di un capitano dei granatieri che era in campo lì estivo a Rio Freddo, immaginando quanto bello in divisa che si presenta per chiedere la mano della signorina, e viene respinto, uno perché le figlie non si possono sposare perché servono ai genitori, e due perché un ufficiale deve sposare la signorina con una dote, e dunque in questo caso la dote non c'è. Rosa rimarrà infelice tutta la sua vita, chiusa su se stessa, e vivrà molto vicino alla madre, contrariamente a quello che ha fatto Giuseppina, un po' nella stessa situazione. A questo punto dobbiamo dire che Ricciotti, per sentimento o per ragione, non ha più, che noi si sappia, altri occhi e altro cuore per questa meravigliosa moglie che è Costanza, che cresce i figli, partecipa a tutti i suoi disastri economici che saranno grandi, dove sprecherà l'eredità del padre, l'eredità degli Hopcraft, per fortuna Costanza si tiene qualcosa in Inghilterra, e tutto quello che gli viene dal governo, e sarà questa circostanza dopo diversi anni, quando Ricciotti avrà persino rinunciato al mandato di parlamentare che l'avrebbe salvato dalle difficoltà che incontrerà, a portare la famiglia a sistemarsi a Rio Freddo, che è un paese, un borgo carino per l'epoca, eccetera, che però offre delle condizioni di vita, diciamo, che possono essere anche modeste, soprattutto perché lì c'è un castello dei principi Colonna, che poi diventerà del Pelagallo e del Drago allora attuale. Questo castello è occupato all'epoca dai Colonna, che insomma praticamente accolgono questa famiglia dopo che il principe Baldassare Odescalchi, altro amico di Ricciotti, lo abbia accolto nella sua villa vicino a Castel Gandolfo, dove Ricciotti lasciò così tanti debiti che anche Baldassare Odescalchi, grande amico di Ricciotti, penserà che era veramente un po' troppo. Dunque arrivano lì e non è che vanno a vivere, se non qualche mese, in una casa normale, trovano da acquistare con i pochi soldi che rimangono una stalla, ed ecco la nostra Costanza che si ritrova in una stalla vera e propria, per fortuna armata da un forno e da un pozzo, ma possiamo immaginare che cos'è per questa giovane vissuta in una bella società inglese, ci vuole proprio tanto amore, o a questo punto condividere nel modo più totale e assoluto la sorte dell'uomo che ha scelto. E dunque da lì a poco cominceranno a sistemarsi con i pochi soldi che hanno dalla pensione del governo, che non può essere tolta anche per debiti, tutti quelli che ha fatto Ricciotti con le sue attività edilizie, comprano altri
piccoli pezzi di questa terra pietrosa. I cittadini lì sembra che alla fine, un po' stupiti da questa famiglia bizzarra che gira in camicia rossa, che oltretutto non sono persino protestanti, nemmeno cattolici, e che poi sono garibaldi, insomma, lì in quella zona dell'Aniene questo desta un pochettino di sospetto, però alla fine trovano questa famiglia, insomma, poveretti, carini, e li aiutano a mettere su un orto portando un po' di terra, allargare il giardinetto, comprare qualche pezzettino di terreno vicino alla stalla, un po' più in là, un po' più in là, un po' più in là, finché è troppo in là perché Ricciotti gli viene l'idea di farci una torre per fare un castello e alla fine riesce a costruire questa prima torre. Fatta una prima torre, figuriamoci, se ne fa una seconda e se ne sarebbero fatte anche 4 se non fosse stato fortunatamente impossibile, perché a quel momento arrivano tutti i giudizi per debiti che erano pendenti da anni e Ricciotti veramente questa volta si ritrova senza un soldo. Allora, Costanza ha vissuto tutto questo e in tutti i suoi libri, in tutto quello che ha scritto, in tutto quello che ha detto in quegli anni, Ricciotti fortunatamente ha capito il sacrificio e l'amore di questa donna e l'ha sempre gratificata del suo affetto e del suo amore. A parole, ma non solo, comunque a parole, perché gli ha dato una vita assolutamente insopportabile. Bisogna dire, si dice sempre che Costanza era di cultura vittoriana, la cultura vittoriana delle donne, specialmente delle mogli degli ufficiali, delle signore importanti, era molto rigida, era proprio così come l'ha vissuta Costanza, ma l'ha vissuta anche con una caratteristica che era un po' quella poi di Jessie White. Si è fatta infermiera, si è fatta dama della Croce Rossa senza averne mai ufficialmente il titolo, ha creato un ambulatorio a Rio Freddo, che è stata una cosa molto intelligente, non solo perché era una beneficenza bella, ma perché in questo modo si è avvicinato alla popolazione, dalla quale è stata molto amata. Invece Ricciotti, chiuso nella sua torre, con la figlia Anita Italia da segretaria, a seguire le attività internazionali alle quali qualche volta parteciperà, non è molto conosciuto, i figli vanno e vengono, insomma solo Costanza e le sue 2 figlie alla fine sono conosciute e ben volute dalla popolazione. Dunque Costanza in fondo accompagna tutta la vita di Ricciotti, lo accompagna nelle varie avventure da infermiera con un'ambulanza, cioè è proprio il modello Jessie White nelle sue campagne militari e deve sopportare e soffrire la conseguenza della creazione dalla parte di Ricciotti, no, esattamente di Ricciotti e dei suoi figli, della legione garibaldina che va in Argonne nel 14, dove perde 2 dei suoi bellissimi figli, Bruno e Costante, e questo per questa donna sarà naturalmente lo strazio che Ricciotti con lei condividerà, lei porterà sempre il lutto e lui la terrà stretta a sé, soffrendo come lei, certo, però insomma la cosa non è semplice, anche perché dopo la prima guerra mondiale succede quello che è successo in molte famiglie, la famiglia si divide, chi se ne va all'estero, chi tenta avventure politiche, chi riesce, chi non riesce e la famiglia non è più la stessa. E qui ancora il ruolo di Costanza, cioè lei intrattiene una formidabile corrispondenza che in buona parte, non tutta, ma in parte è all'Archivio di Stato, per fortuna, salvata da chissà chi, che intrattiene con i figli, cioè siccome i figli per ragioni varie non si scrivono poco o niente tra di loro, hanno tra l'altro sposato delle signore che non vanno particolarmente d'accordo, non si conoscono, sono troppo diverse. Costanza, attraverso una corrispondenza costante, appunto, intrattiene i legami dando notizie di tutti
a tutti. Quello che forse si può notare per capire come questa famiglia ha una vita in fondo amara è che ha tutte queste coppie che si formano, a parte Giuseppina che ha due figli maschi con Giuseppe Zilucca che crescono però in America, lontano dalla famiglia Garibaldi, non ci sono figli per lunghi anni e quando nasce la prima figlia di Ezio nel 31 non va d'accordo con le sorelle e dunque per Costanza è un legame molto un po' distante, diciamo, anche se esiste. Ma poi bisogna pur dire che quando nasce una femmina in famiglia, lo dico io perché la cosa è così, non conta molto in realtà, no? Dovrebbero nascere un'altra collezione di maschi, ma i maschi non arrivano, infatti poi arriverà un maschio, ma prima arriverò io, un'altra femmina, e ancora dopo il maschio un'altra femmina, insomma io arriverò un po' dopo la morte di Costanza e dunque nemmeno saprà della seconda sciagura l'annuncio di una nuova figlia. Grazie Anita, sei stata al solito fantastica e hai descritto questa in modo molto chiaro e direi avvincente anche questa vite di donne che appunto in quell'epoca e in quei frangenti sono state veramente dure e quindi possiamo dire anche loro combattenti garibaldine a tutti gli effetti, eccetera. Noi a questo punto dobbiamo terminare, un applauso così senti quanti sono le persone che ti hanno ascoltato, ti manderemo anche qualche foto così vedi anche come apparivi, è andata molto bene, ringraziamo qui l'Accademia Ligure di Scienze e Lettere che è stata così generosa da permettere anche e mobilitarsi per stare fino a quest'ora perché per Genova le 7 di sera sono e poi anche qui come noi garibaldini gli accademici sono volontari e questo viva il volontariato che praticamente la nostra ormai è una repubblica basata sul volontariato. Comunque noi ti ringraziamo tantissimo, avremmo voluto che tu fossi qui ma ci sei stata e al solito hai dato un affresco con in più quel garbo e quel fatto di essere anche una Garibaldi dimostrando in tutto che questa tradizione secondo me c'è sempre. Ciao Anita, grazie. Grazie Raffaella, Ciao, grazie a tutti. Ciao. Ciao. Grazie ai relatori, ciao.